risposta a interpellanza del gruppo consigliare adolescente su organizzazione uffici comunali. Questa è una risposta telegrafica, sono trovo. Il decreto cosiddetto Tremonti, articolo 14, comma 25 e 31 del decreto legislativo 78/2010, dispone che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 3.000 quelli montani, avranno l'obbligo di gestione associata attraverso unioni di comuni o convenzioni sulle funzioni fondamentali. Partendo da questo presupposto normativo, la Giunta del circondario Molese ha ritenuto opportuno fare una verifica che interessi tutti i 10 comuni. L'idea condivisa dagli amministratori è quella che da una eventuale gestione associata di alcuni servizi si possano trarre dei benefici sotto l'aspetto di un migliore utilizzo delle risorse, un più alto livello del servizio da fornire al cittadino ed anche l'eventuale risparmio dei costi di gestione. Per ora si è costituito un gruppo di lavoro formato da direttori e da dirigenti di tutti i comuni con il compito di valutare e fare proposte sulla possibilità di gestione associata di 3 funzioni predefinite: tributi, personale, gestione amministrativa delle violazioni del codice della strada. Il gruppo si è già riunito e a breve relazionerà alla Giunta del circondario. Pertanto, ad oggi non è stata ancora presa alcuna decisione operativa e men che meno si è in grado di fornire dati su eventuali economie o maggiori oneri. Assolutamente insoddisfatto. In genere quando si parla, perché quando si parte con un progetto bisogna avere almeno idea di cosa si sta facendo, o meglio, di più o meno quale sarà il risultato. Dire genericamente che risparmiamo qualcosa, miglioriamo solo non rientra